Circolo Atletico 2000, serata di finali e coppe da assegnare per la Lega Calcio A8 2016-2017. Coppa Italia di A2, titoli di Serie B ed A2 e naturalmente l'attesissima finale scudetto. Lotta come un leone, artistico, duello tra numeri 10, artistico come un toro, va a sradicarla all'avversario, poi prova! Può calciare, può tirare il sinistro. Ferretti lo scaglia, è una sentenza! I campioni d'Italia del Cotton Club mettono lo scudetto in palio contro la Pisana in un derby dell'Aurelia Antica che promette lo stesso imprevedibile spettacolo fatto di gol e giocate pazzesche che ha contraddistinto tutti gli incroci nella storia delle due compagini. La squadra dei record di Giuseppucci cerca l'acuto triplete che inserirebbe nella leggenda una stagione già storica per i tanti primati frantumati in fatto di imbattibilità, gol segnati e vittorie consecutive. Il numero 1 del Cotton Club conosce bene le insidie che portano in seno i tanti folletti offensivi del roster di Di Pasquale. Pisana, se sta in giornata, diventa difficile per chiunque e poi alterna momenti di super brillantezza, momenti in cui magari difende meno, corre di meno, quindi dipende dalla giornata dei suoi. Secondo me è un incontro, nel senso una partita da tripla con Pisana. Quelli del Colonnello vivono con trepidazione ed emozione l'appuntamento con la storia, sognato anni fa, quando in pochi immaginavano che un giorno la Pisana avrebbe giocato da protagonista una gara che potrebbe porre sulle maglie, sopra il volto dell'indimenticato ispiratore Andrea Di Lorenzo, la coccarda tricolore di campioni d'Italia. Mi avevano promesso che se arrivavano ai playoff avrebbero dato tutto, il 100%. Purtroppo tra il campionato di calcio a 11 loro e varie problematiche in famiglia qualcuno non è mai stato presente quest'anno, però abbiamo visto che adesso in queste fasi finali stiamo vedendo la Pisana più o meno al completo e quello che si vede è un gran calcio. Commentatore tecnico d'eccezione di nuovo Daniele Placido, che immerso da anni nel tessuto del campionato a tutti i livelli si aspetta ancora gol e spettacolo. Credo che rispetto alle due edizioni precedenti questa possa essere una finale all'insegna dello spettacolo, del gol e dell'over. Nella finale scorsa invece anche la superficie, quindi quell'erba tagliata un po' alta, quest'anno giocando di sera è su una superficie che i calciatori conoscono meglio, ci sono tutti gli ingredienti per una finale spettacolare. Credo che in una gara all'insegna dell'equilibrio, con una squadra chiaramente favorita, il Cotton, ma un'altra squadra altrettanto esperta come la Pisana è forte, credo che la giocata del singolo possa fare la differenza. Attacchi da oltre 250 gol complessivi in stagione, portieri decorati dal guanto d'oro ed insuperabili quando conta di più, panchine in grado di spingere in rete il pallone con la grinta ed il carisma che tutta la Lega riconosce loro. Un derby è sempre un derby, ma se di mezzo c'è lo scudetto è tutta un'altra storia. It's not my problem.